Al via la stagione balneare iesolana che quest'anno vedrà nuove regole da rispettare secondo l'ordinanza del sindaco De Zotti. Tra le novità inserite all'interno della nuova ordinanza c'è intanto la durata fino al 22 settembre, questo è stato dettato già dalla Capitale di Porto e quindi abbiamo ricalcato questo periodo. La novità forse più grande sarà il divieto di fumo nella zona della Battigia, questo è un primo inizio di un percorso che vogliamo fare insieme ai concessionari, non solo per la problematica del fumo in sé ma soprattutto per l'abbandono degli zingoni, quindi per la tutela ambientale dell'arenile. Quindi niente fumo, ma l'ordinanza del sindaco impone anche l'apertura di almeno un servizio igienico per ogni lotto identificato come unità minima di gestione nei periodi pre e post stagione, quindi anche in inverno. La fase di smontaggio delle attrezzature balneari potrà avvenire solamente a partire dal 22 settembre, quando la stagione si chiuderà. Sarà una fase graduale, anche questa è volta soprattutto a creare un servizio, un prodotto migliore per il fine stagione, quindi il diradamento della maglia per creare delle piazzole ancora più ampie, per un prodotto turistico diverso nei mesi di fine settembre, soprattutto magari i primi di ottobre, visto che molti stabilimenti oggi prolungano l'apertura fino alla prima metà di ottobre. Infine l'ordinanza introduce l'obbligo di garantire l'apertura dei chioschi tra il 1 giugno e il 31 agosto dalle 8 alle 19, eccetto condizioni meteo avverse per le quali sarà a discrezione degli operatori valutare una variazione sugli orari.